sono arrivato a Londra il 23 ottobre del 1993 e prima di là ero a Monaco di Baviera per un anno e a Trieste ho studiato e ovviamente ho lasciato subito dopo gli studi per vie personali. Adesso sono a Londra e sono direttore di una compagnia che prende in mano edifici e grossi spazi a Londra e li trasforma in spazi eccitanti di eventi, spettacoli di grosso livello e ovviamente per aprire più spazi possibili per eventi. Londra ovviamente era, come ho detto, casuale più che tanto per via del fatto dell'inglese, perché ovviamente parlare inglese è stata una cosa che volevo sempre fare da piccolo e ho avuto la possibilità di venire qui. Volevo stare 6 mesi prima di tornare in patria, ma ho trovato lavoro, ho trovato grandi opportunità di fare qualcosa e quindi sono rimasto. E poi ovviamente ho trovato famiglia, ho fatto famiglia, 2 bambine, ho cominciato a lavorare per posti eccezionali e quindi sono rimasto qui. Adesso ovviamente con la compagnia che ho sono molto occupato con lavorare con grossissime branding a Londra. Stiamo cercando di progredire con la compagnia, però c'è una grossa voglia di tornare in Italia e fare qualcosa in Italia. Trieste sta cambiando enormemente, soprattutto in questi ultimi anni. Ho visto dal di fuori questo cambiamento e sono molto contento di questo. Ovviamente portando a Trieste la mia esperienza di organizzazione di eventi di altissimo livello, si potrebbe aprire tantissimi edifici che soprattutto sono chiusi al momento e trasformarli in posti assolutamente incredibili per eventi di qualsiasi tipo. L'Inghilterra al momento sta passando un periodo abbastanza difficile perché ovviamente uscendo dall'Europa c'è molta incertezza, sia sul lato commerciale sia sul lato degli studenti. Io direi da avere un'esperienza di uscire dalla propria città e dal proprio paese, di farlo perché sicuramente può darti molte più esperienze, farti imparare un pochettino più la vita all'esterno della tua città, del tuo paese e poi tornare ovviamente a usare quell'esperienza.